del nostro telegiornale, ospite questa sera Tony Luna. Buonasera Tony. Buonasera. Parliamo un po' della tua grande passione per il canto, da cosa è nata e poi soprattutto cosa ti ha portato anche i tuoi recenti ed importanti successi. Sì, allora, la passione per il canto è nata dopo anni di teatro. Io iniziai già da piccolino a stare nei teatri, a recitare, dei grandi teatri, e poi in automatico, essendo di origine di Caserta, quindi casertano, dove la sceneggiata sappiamo tutti quanti che è molto nota, da lì è successo che il regista mi disse se volevo partecipare a una di queste sceneggiate. Da lì è nata la sceneggiata napoletana, il canto, e mi è uscita proprio questa strada, cioè mi sono buttato più sul canto dopo perché ho visto proprio la differenza. Parliamo di successi, diciamo Amore Amore è quello che mi ha fatto fare un boom molto elevato, quindi a livello nazionale e internazionale, perché mi hanno iniziato a conoscere anche in Germania, e sono entrato in molte classifiche, quindi classifiche neomelodiche a livello di Rai, a livello di molte trasmissioni importanti. E hai avuto tra l'altro una partecipazione importante, una Sì. trasmissione, la ci vuoi raccontare? Di cosa Sono stato su Rai 2, il programma Scorie, e nella classifica dei neomelodici appunto i cantanti napoletani che stanno uscendo in questo periodo. Alla 5, alla 4, Tony Luna, give it away! A proposito di Luna, conosci il cantante Tony Luna? L'ho sentito nominare. Ho una sua canzone qua, molto bella, è la mia preferita, talmente che mi sono innamorato tanto, l'ho imparata a memoria. Ma dai. Se vuoi te la canto. Sì, dai. L'avete riconosciuto tutti a bordo della sua Ferrari, il grandissimo Tony Luna, un mio carissimo amico, formatosi in una scena piuttosto complessa come quella partenopea. Check this out! La collanina a forma di luna. Tony Luna, sono io. Il vecchio trucco del sono io Tony Luna. Lui sì che ci sa fare con le pollastre, non gli insegni niente. Poi anche il nuovo singolo che Baila. anticipa anche il prossimo album, giusto? Sì, per fine gennaio dovrebbe già uscire. E vale questo tempo dentro non si Questa la dedico a fermerà. tutti i miei fans, a tutte le mie fans, per chi l'ascoltate e chi non. Sento che si muove dentro me, questa sera non la fermerò. Sento un lungo brivido in me, se mi bacia niente le dirò. Con sognetti, el corazón me batte mentre sto aquí por ti. Sentiamo, non mi fermo.